Senza occupazione e senza aiuti dallo Stato da questa primavera, tanto da spingerli ad autodefinirsi lavoratori invisibili. Sono l'anello economicamente più fragile e più colpito dalla crisi del coronavirus. Solo in Veneto sono circa 5.000, tantissimi in provincia di Venezia, dove sono, o per meglio dire erano, soprattutto impegnati nel turismo, stagionali o con contratti a chiamata. Ellen Grandene di Jesolo, che ha fondato il gruppo, suona la carica in vista di un'assemblea virtuale per cui chiama tutti a raccolta. Dopo svariati confronti avuti con la sindaca di Cavallino Treporti, che ha portato la nostra voce ai vari sindaci e al governo, abbiamo deciso per domani sera di fare una videoconferenza con tutti i lavoratori e le lavoratrici di tutte le categorie, operai, bagnini, aeroportuali, portuali, commesse, lavoratori del vetro, del merletto, qualsiasi è aperta a tutti indistintamente per poter organizzarci e coordinarci per le prossime iniziative. Lavoratori invisibili senza aiuti da marzo 2020 è il nome di una pagina pubblica su Facebook che conta già quasi 1500 iscritti e la mail lavoratori.invisibili2020 gmail.com sono gli indirizzi per contattare e partecipare alla riunione e alle iniziative di un gruppo che si sta organizzando per fare massa critica, l'unico modo probabilmente per far sentire la propria voce.